E adesso parliamo di un caso. Stop al fotovoltaico galleggiante nel Mar Piccolo. Adesso cerchiamo di capire perché è arrivato il parere negativo dal Ministero e sentiamo Giovanni De Vincentis, presidente del WWF di Taranto, che ieri ha dato la notizia di questo no da parte dei ministeri. Buongiorno. De Vincentis. Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori. Allora, il WWF di Taranto aveva già detto, come tante altre associazioni, aveva già detto un netto no al fotovoltaico nel Mar Piccolo, e poi ieri è arrivata la bocciatura del Ministero dell'Ambiente e del Ministero della Cultura all'impianto galleggiante. Qual è una vittoria ambientale e culturale, l'avete chiamata voi? Assolutamente sì, noi ci accorgemmo di questo progetto già nella fine del 2023 praticamente, e nei primi mesi del 2024 inviammo una nota al MASE e uscimmo con dei comunicati, con dei post. A fronte di questi comunicati fummo contattati ad esempio dalla redazione di Fuori dal Coro, che venne a Taranto a fare un servizio, e da quel servizio venne fuori insomma quelle che erano delle anomalie veramente gravi, no? Relative a questa azienda che veniva a costruire, veniva a fare questo progetto di oltre 100 milioni di euro e aveva un amministratore delegato, un'anziana di 83 anni assolutamente non idonea a fare una cosa del genere, perché scoprimmo che non aveva nessun titolo, il figlio era uno pseudo avvocato, insomma c'erano tantissime anomalie. Alle spalle c'era una multinazionale greca che gestiva il tutto, e quindi a quel punto mandammo questa nota al MASE. Ovviamente abbiamo sempre continuato a seguire come WWF e come Comitato per la Difesa del Territorio Ionico la vicenda, inoltrando poi a marzo una nota dettagliata delle controdeduzioni dettagliate all'impianto, e quindi abbiamo avuto questo riscontro positivo da parte del MASE, non solo, poi c'è stata anche la Sovrintendenza Speciale per il PNNR che l'ha considerata in contrasto con il piano paesaggistico regionale, piuttosto che la Sovrintendenza subacquea per i rischi archeologici. Sì, anche perché il progetto non teneva conto delle ripercussioni sulle piante, sull'ecosistema del Mar Piccolo, e soprattutto non teneva conto della riserva regionale del Palu dalla Vela, che è proprio lì vicino. Assolutamente, però il problema principale era che questo progetto approfittava di quelle che erano diciamo i decreti di sequestro di quell'area, che risalgono al 2012, per cui speravano di avere questi spazi. Parliamo di 92 ettari, 140 campi di calcio, quella era la grandezza, quindi non si trattava di un piccolo impianto, proprio nelle aree dove i mitilicoltori coltivavano il seme della corsa tarantina, cioè sarebbe stato un disastro. Allora, nel momento in cui noi lavoriamo al loro fianco per il rilancio della categoria, il rilancio di questo lavoro identitario per la città di Taranto, dall'estero venivano a metterci insomma qualcosa che bloccava, distruggeva completamente il lavoro e la categoria, che dà comunque da mangiare. Questo lavoro dà da mangiare a centinaia di persone. Ci sono tantissime famiglie che lavorano ancora oggi nel campo della mitilicoltura, quindi vanno assolutamente sostenute, ed è ciò che noi abbiamo fatto e siamo contentissimi. Il nostro comitato scientifico ha lavorato bene, veramente sono stati precisi, e abbiamo saputo che la nostra nota è stata tenuta in debita considerazione da parte del MASE, e poi ne è scaturito proprio questo diniego, che quindi ha dato uno stop. Sappiamo benissimo che l'azienda farà un ricorso al TAR, è probabile, però il TAR non potrà che avvallare quelle che sono le decisioni del Ministero dell'Ambiente. Grazie a Giovanni De Vincentis, presidente del WWF di Taranto, e buona giornata. Grazie a voi, buona giornata a voi.